Si contano i danni in tutto il Veneto e numerosi sono i paesi martoriati dalla pioggia incessante dei giorni precedenti. I fiumi continuano ad essere tenuti sotto stretta osservazione in previsione del ritorno di temporali previsti per la giornata di venerdì. Nella zona di Portogruaro si sono registrati miglioramenti già dalla mattinata di ieri, quando molti degli sfollati sono potuti tornare nelle loro abitazioni dopo una notte trascorsa fuori casa. È stato riaperto il casello autostradale, i ragazzi oggi rientrano nelle loro aule scolastiche e anche a San Stino si tira un sospiro di sollievo perché i fiumi sono sotto controllo. Lemene e Reghena abbassati, Livenza e il Malgher non destano preoccupazioni, mentre continua il monitoraggio del fossone esterno. Sembra essere tornata la tranquillità, invece ancora allarme per San Michele al Tagliamento perché molte sono le case minacciate dall'acqua nella zona di Sant'Anna e Malafesta. Continua a restare preoccupante la situazione anche nella zona Marinella, Quarto Bacino, ma la gente per ora resta nelle loro case. È stata una notte di angoscia e paura anche per Punta Gorzone, Chioggia, dove il confluire del fiume omonimo con il Brenta ha fatto tremare la popolazione e in piena notte 13 famiglie hanno ricevuto l'ordinanza di evacuazione dalle abitazioni. I più, nonostante la paura, si rifiutano di lasciare la loro casa, hanno timore che gli sciacalli potrebbero tentare il saccheggio. Paura e rabbia tra la gente, anche se la polizia locale assicura stretta vigilanza della zona. A San Donari entra l'allarme, ma evidenti sono i danni lasciati dal maltempo, in particolare nella strada statale 14 che porta ai centri commerciali. Via degli Esposti è stata completamente sommersa dall'acqua, così come via dei Murari e via Sant'Osvaldo. Danni anche alla frazione di Fossà, situazione contenuta grazie al lavoro della protezione civile che ha tamponato gli argini del Piovon, evitando ulteriori problemi nel territorio. È sceso il livello delle acque anche a Mirano e non c'è più paura per il bacino dei Molini, dove il Muson ha messo a dura prova il sistema idraulico della zona. Restano stanziati i sacchi di sabbia sugli argini perché anche qui il pericolo non è di certo cessato. Situazione nel complesso positiva oggi per la Riviera perché il Brenta per ora non fa paura. A Stra infatti il livello è sceso come a Fiesso, dove i corsi d'acqua del Rio Castellaro e Rio Serraglio si sono sgonfiati. Continuano comunque i monitoraggi dei due fiumi mentre si attendono nuovi aggiornamenti dal meteo.